appetito, si mangia, signore e signori. Buongiorno da Sammy Varin. Ci si risente in versione del mercoledì dopo le ore 12, ma anche della domenica intorno alle 12:30. Sammy Varin vi porta in È tutto un magna magna, un modo di dire molto veritiero anche in politica, ma qui non si parla di politica, si parla di appuntamenti da non scordare in tutta Italia, quelli non conosciuti, quelli non famosi, quelli dove non trovate una coda della miseria per arrivarci. Oddio, sotto carnevale. A proposito, esiste un costume da generale Vannacci? Potremmo pensarci, dai. Oh, io parto perché sono un fracco di sfilate di carnevale carnascialesche, si diceva un tempo, in giro per l'Italia, e può essere anche una bella idea farsi un weekendino e alzare il culo da quel divano e dire alla moglie: dai, questo weekend ti porto a Sparanise, ad esempio. Siamo in provincia di Caserta, dal 12 al 17 febbraio il Gran Carnevale Sparanisese, si dice così, non lo so, però fateci un giro se siete in zona, ragazzi. Roba bella con un fracco di sponsor, anche qua si tira dentro tanto territorio ed è una cosa bellissima. Festa di Carnevale il 13 febbraio, che già che ci siamo facciamo anche il San Valentino, siamo a Serravalle di Chienti, nelle Marche. Musica, festa in maschera, cena, serata danzante con Roberto Carpinetti, menù fisso con polentone tradizionale, panzerotti, salsicce e pomodorini, grigliata mista e patate arrosto, dolcetti carnevaleschi tradizionali. 13 febbraio a partire dalle ore 17, Serravalle di Chienti, Marche. La Proloco Marese, con il contributo del comune di, ce la farò, Maracalagonis, ok? Maracalagonis, ripetete con me, siamo in Sardegna, Gnorante, in provincia di Cagliari. Enti locali, attività culturali, spettacoli, organizza il Cranovali Maresu, nona edizione, 14:30 di 15 febbraio, raduno dei carri allegorici presso il piazzale del campo sportivo, raduno di tutte le maschere gruppi a tema presso piazza Giovanni XXIII e vai alle 16 la partenza della sfilata allegorica per le vie del paese di Maracalagonis. Siamo in provincia di Cagliari, Sardegna. Questa non so, Falia e broccoletti, lo dico velocemente così non capite. Falia e broccoletti, Priverno, signori, sagra dei broccoletti, siamo alla 20ª edizione, assolutamente sconosciuta, ma è per questo che sono qui a parlarvene. Il 15 marzo, Piazza del Comune, Piazza Trieste, siamo a Priverno, in provincia di Latina. Anche qui roba buona per farci un weekendino, quindi da una parte il carnevale, dall'altra parte il San Valentino del 14 febbraio che si avvicina. E perché no, voi che mi ascoltate dal nord, fare un giro al lago di Garda, a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona non è male. Sabato 14 e domenica 15 febbraio Lago di Garda in Love. Wow, ragazzi miei, bella occasione con tradizioni, arte, amore e anche il vino. Sabato 14 febbraio Carnevales in piazza Carlo Alberto, siamo a Valeggio sul Mincio, Verona. Happy Valentine Experience è presso la cantina Sei Terre Viticoltori dal 1877, ma anche presso la cantina Le Muraglie. Domenica 15 febbraio Mercatino Valeggio sul Mincio in Love, il centro storico, dalle 9 alle 17. L'esposizione artistica Arts and Love a Borghetto in via Giotto dalle 9 alle 17 e Valesart, l'amore va in scena, sempre domenica 15 febbraio al Teatro Smeraldo. Tradizioni, arte, amore e vino a Lago di Garda in Love presso Valeggio sul Mincio, Verona, sabato 14 e domenica 15 febbraio. Carnevale 2026, sfilata dei carri, non ci arriverò mai qui, dove si trova? Testa di lepre. Questa domenica, l'8 di febbraio, premio della maschera migliore tra gli ospiti, stand gastronomici, Testa di lepre.
Ci arrivo, testa di lepre è una frazione, c'è testa di lepre di sopra e quella di sotto si trova presso Fiumicino, provincia di Roma. Testa di lepre, carnevale, sfilata dei carri, questa domenica 8 febbraio dalle 13:30, tutti in piazza. Si sta invece al caldo al pranzo in famiglia con cinghiale, un evento provinciale presso la sede Alpini di Sarmato. Sarmato si trova in provincia di Piacenza. Questa domenica 8 febbraio. Anche qui, ragazzi, ore 12:30, il menù include cinghiale con polenta, formaggi, dolce e digestivo, anche da asporto. Bellissima idea. Poi, insomma, di cinghiali ce ne sono in giro tanti e qualcuno bisogna pur toglierlo. Andiamo a Monfalcone, domenica 15 febbraio, presso il Ricreatorio, che è a metà tra un oratorio e un sala polifunzionale Don Pino de Luisa. Che cosa c'è? Domenica 15 febbraio il carnevale, signori, turno della mattina dalle 10 alle 12:30, turno del pomeriggio dalle 15 alle 18, giochi divertenti, laboratori a tema e una golosa merenda per tutti i bambini. Il carnevale di Monfalcone lo trovate domenica 15 febbraio presso il Ricreatorio, sala polifunzionale Don Pino de Luisa, via Isonzo 27 a Monfalcone. Dove siamo? Siamo, non so se mi vado a cercare io, Sant'Antuono, Portico di Caserta, Carri, Cippi e Pastellessa. Sabato siamo scaduti, mi dispiace, era la fine di gennaio, mi spiace molto. Carri, Cippi e Pastellessa sarà per il prossimo anno. Capita. Non capita invece con la sagra della lumaca, signori. A qualcuno piace la bava di lumaca, a qualcun altro le lumache se le mangiano proprio. Lumache in inverno a Cantalupo di Bevagna, qui siamo invece in Umbria, provincia di Perugia, 19, 20, 21 e 22 febbraio presso il centro polivalente. Semplicità, tradizione, gusto, l'inverno con i suoi piatti tipici a base di lumache. Lumache in inverno, Cantalupo di Bevagna, 19, 20, 21, 22 febbraio. Bella idea, magari farsi un weekendino. Andiamo a Gorla Maggiore in provincia di Varese, finalmente un po' vicino, ci posso andare in bicicletta. Un grandissimo evento che nasce in concomitanza con la festa agricola per celebrare il territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze. Vi sto parlando del Sevenarea Mercato Agricolo, una giornata speciale dedicata ai produttori agricoli, ai sapori autentici, alla qualità vera. Passeggia tra i banchi, incontra chi produce con passione e scopri il meglio dell'agricoltura locale. Frutta e verdura di stagione, formaggi, salumi e specialità artigianali, conserve, miele e prodotti tipici, una cantina di vini selezionata tra le migliori in Italia, fattoria didattica per grandi e piccini. Domenica 15 febbraio dalle 10 alle 18, area 7, via Sabotino, Gorla Maggiore, Varese. Ingresso gratuito. Appuntamenti da non scordare in giro per l'Italia. Siamo a Casteggio, Pavia, Sud in Food, il Sud in Fiera a Casteggio, presso il centro fieristico. 27 e 28 febbraio, ma anche 1 marzo, l'ingresso è gratuito. Area street food con le migliori specialità sia dolci che salate, una selezione di ottime birre e vini, cantine agricoli, prodotti alimentari, una comoda area tavolo a show, cooking e masterclass, esibizioni e laboratori di musica e danze. Cosa c'è di meglio starsene al calduccio mangiando cose buone a Casteggio, Pavia, oltre Expo, Sud in Food, il Sud in Fiera. Naturalia, la città dei bambini, 4 date per festeggiare un carnevale speciale. Si parte in questi giorni, il 6 febbraio dalle 18 alle 19:30 in via Termiti 41 a Molfetta con Creiamo una maschera naturalistica. Il 7 febbraio marionette di Pulcinella e Colombina tra racconto e creatività, la festa di carnevale. Il 16 febbraio dalle 10 alle ore 12 presso la pizzeria Bo di Molfetta. Ancora il 17 febbraio
E la bella idea è naturalmente che è aperto a tutti dai 4 anni in su. Il laboratorio di venerdì 6 febbraio è gratis e naturalmente l'occasione è quella di far divertire i vostri bambini, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 100, qualche nipotino lo si trova sempre in giro e facciamolo questo sforzo, portiamolo a una festa di carnevale che poi diventano grandi e queste cose non le fanno più, vedo i miei ad esempio. Chiaro che tutto questo lo trovate sul web, ma quelli che vi ho letto sono gli appuntamenti piccoli, quelli che non richiedono ore e ore di attesa, quelli che non sono famosi, quelli che non vengono ripresi dai grossi e grassi mass media, proprio come la festa della Bagna Cauda. Questo sabato 7 febbraio, se mi ascoltate in diretta, se mi sentite la replica, peggio per voi, siamo a Grugliasco, in provincia di Torino. La Bagna Cauda è una specialità piemontese indimenticabile, una volta che la provate una volta non l'avete più dimenticata, vi resta proprio in bocca il sapore per un po', ma non c'è solo quella. Quando? Questo sabato 7 febbraio a cena alla Pro Grugliasco di via Leonardo da Vinci 20 a Grugliasco in provincia di Torino. Festa della Bagna Cauda organizzata dalla Lega di Grugliasco a cui partecipa anche Gnam Gnam, il sottoscritto Sammy Varin, con Radio Libertà che porterà i suoi gadget. Quindi se volete incontrarci e magari portarvi a casa qualche ricordino griffato Radio Libertà, è meglio che prenotiate. Chiamata pronto Nunzia, pronto 338 29 16 908. Nunzia Risicato tra le organizzatrici 338 29 16 908. Una bella idea per trovarci tra noi leghisti, ma non soltanto, perché quando c'è la Bagna Cauda arrivano da tutta la zona, essendo un piatto molto tipico, molto amato in Piemonte e difficile da preparare. Festa della Bagna Cauda, dicevo, ma non soltanto, ci sarà antipasto di salami misti e formaggi, la Bagna Cauda o in alternativa agnolotti di magro, burro e salvia, il dolce, vino, acqua e caffè a 30 euro più il biglietto della lotteria con ricchi premi e più naturalmente la possibilità di portarvi a casa qualche ricordino di Radio Libertà, visto che ci sarà il sottoscritto con il nostro Grimoldi, neo segretario della Lega locale qui a due passi, ma soprattutto anche, lo ricordiamo, conduttore di una trasmissione il mercoledì alle ore 16, Lega e dintorni, che tornerà anche quest'oggi. Cosa volete di più, ragazzi? Ci si incontra a Grugliasco, Torino, si parla del futuro della Lega, Vannacci sì, Vannacci no, ma che ci importa? La Lega cammina da sé e gli esponenti della Lega sono degli altoparlanti, sono degli strumenti musicali che trasmettono su varie frequenze, ognuno sceglie la propria e vai tranquillo che si va avanti alla grande con il nostro territorio, il nostro amore per il territorio, ad esempio, alla festa della Bagna Cauda di Grugliasco. Signori, Sammy Varin qui se ne va. Non posso che ringraziare Francesco in regia, ma è una minaccia. Ci ritroviamo domattina alle 7:30.